12-18 minuti. Abbiamo sentito Andrea, che è il produttore Ragosa di Enzo Avitabile. Adesso però ha chiamato Enzo Avitabile, vuole dire la sua sul duetto di cui stiamo parlando stamattina. Un argomento che devo dire ha tenuto banco nel bene e nel male. Peppe, tante telefonate. Assolutamente sì, tante telefonate, tanti pareri. C'è stato chi ha apprezzato questo duetto, chi ha detto di voler rivolgere una domanda ad Enzo Avitabile, cioè perché la nascita di questo lo facciamo duetto. E noi lo faremo con grande piacere. Allora vai, chiamami Enzo a casa. Momenti di suspense. Il telefono di Avitabile squilla. Vedete su? Pronto? Enzo, buongiorno. Allora? Grazie per avermi chiamato, grazie veramente tantissimo. E allora, io ti lascio parlare. Tanto i miei ascoltatori già sanno quello che vuoi dire. Vai. Enzo? Pronto? Buongiorno, sono Gianni Simioli. Scusa. Ah, non avevi capito, perdono. Perdonami. Ok, allora. Ma sono in diretta? Sì, sei in diretta. Volevo chiedere, ma quanto tempo... Guarda, tutto il tempo che vuoi, ho anticipato la pubblicità. Me lo si dice sempre, ma poi non è così. Comunque, grazie innanzitutto di avermi dato la possibilità di raccontare certe cose. Ci sono degli aspetti che vanno sempre osservati a distanza. Innanzitutto vorrei chiarire che non è un duetto ma è un featuring, significa è un cameo, è una mia partecipazione a un evento musicale di un altro artista. Un duetto è ben altro. Federico non ha saputo niente nemmeno da me, pure se ci siamo incontrati. Federico Vacarevole, nostro storico cultore di musica, perché le notizie partono di solito dalla produzione dell'artista che gestisce, e io sono dovuto alla serietà di informazione, altrimenti diventerei un dilettantuccio. Quindi mi scuso se non ho fatto passare nessun tipo di messaggio, perché è una scelta di Gigi fare queste cose. Il mio rapporto con Gigi è un rapporto antico, nel senso che si rifà al conservatorio. Io conosco Gigi perché lui ha 10 anni meno di me, io studiavo flauto, ero piccolo, ricordo questo ragazzo, ahimè, vi do una delusione, lo ricordo all'organo con la pedaliera e a doppia tastiera a suonare fughe di Bach. Purtroppo vi devo svelare delle cose che sono doverose, quindi se qualcuno non è a conoscenza di questo, quando vuole può ascoltare pure Gigi fare delle fughe di Bach. Questo nostro rapporto è un rapporto storico. Nel tempo ci siamo incontrati sempre in aeroporti, non lo so, io facevo Anversa, facevo qualche festival di world music, Gigi faceva i suoi concerti. 2 percorsi diversi, percorsi chiaramente che si muovono negli emisferi della musica. Io l'ho sempre detto, c'è la world music, quella che faccio io, che sono le musiche del mondo, c'è la musica classica, la musica scritta, la pop music. Nella pop music il percorso che ha fatto Gigi è stato un percorso suo, prestigioso, perché oltre ad avere un mare di gente ha venduto un mare di dischi. Auguri e sono felice per lui. Io ne ho fatto un altro che ha portato Jonathan a fare un film sulla mia vita musica, che continua ad essere vita musica. Ci sono degli aspetti esoterici. Io ho perso mia moglie in età prematura e sono greco rispetto a certe cose, vado al cimitero, sono un po' così. Vi devo svelarvi una cosa. Dato che dove sta mia moglie, c'è anche Mario Merlo, ogni tanto vado a fare un saluto pure a Mario Merlo, sono cose personali, però visto che ci troviamo, io non sono uomo da scoop, però le cose poi le devo dire da uomo di Marianella. Passo pure a salutare Mario Merlo, quindi passo in questa cappella che ha accolto Mario e che è la cappella di famiglia di Gigi. Ci sono degli aspetti esoterici miei personali che non vi sto a dire perché non vorrei traumatizzare nessuno. E andando avanti rispetto a certe cose, quando io ho ricevuto una telefonata di Gigi, volentieri ci siamo visti e ho detto: magari Gigi, se c'è ispirazione, ogni cosa va bene se c'è ispirazione, che Dio ci aiuti. C'è un aspetto umano
che è un aspetto molto bello, oltre a quello artistico, che sinceramente non stiamo qui nemmeno a discutere, perché quando si fanno di percorsi e si arriva a dei risultati, sicuramente c'è una condizione di talento e una condizione di duro sacrificio. Vi devo anche dire una cosa, sono andato a Roma, io credevo fortemente in questo, io lo chiamo taglio sulla tela, mi piace l'imprevedibilità, che noia questo mondo della musica che non osa, che noia questa cosa di fare cose che di per sé già funzionino. La musica è rischio, noi abbiamo rischiato, io ho rischiato volentieri, perché mi piace confrontarsi. Visto che hanno fatto un film sulla mia vita, io voglio restare con i piedi per terra, non voglio né autocelebrarmi né autodefinirmi. E abbiamo voluto fare un lavoro che è un lavoro di cuore. In più c'è una grande cosa, i soldi è un'offesa per Gigi dire che paga, è un'offesa per me dire che prendo soldi, lo sapete bene. Se prendevo soldi non vivevo a Marianella, avrei fatto altro. Se ci sono invece dei rapporti da tenere presente, io il 3 dicembre devo fare un piccolo intervento, niente di eccezionale, una cosa di ortopedica. Ebbene Gigi mi ha accompagnato da uno dei grandi professori e mi sarà vicino. Io pensavo che ho detto, mamma mi devo operare a Roma. E ho paura, poi che faccio? Ho detto no, in notte di facci, per dire. Ci sono delle cose dietro la musica, dietro l'arte, che sono più semplici. Allora, di Enzo, quelli che gli altri pensano. No, fatemi finire. No, vai. Quando ho fatto i miei incroci nella musica del film, quando ho suonato con Hossein Alizadeh, quando ho suonato con Trilok Gurtu, quando ho suonato con Ashraf Sharif Khan, con il sitar, nessuno si è chiesto come mai io incontravo e utilizzavo questa sorta di incroci. Quindi io credo che tutto sia concesso. Così come Black Tarantella, qualche anno fa qualcuno pensava, e quello non era un featuring, ma era proprio un duetto con Guccini. Se l'immaginava la gente che Obroder cantava con Guccini, che Obroder cantava con Battiato, ma la gente è venuta a vedere a casa le partiture di musica classica e le sinfonie e le opere che ho scritto sul pentagramma, visto che la gente vuole vivere ciò, è pigra, vuole usare il web solo per cazzate. Andate a informarvi sugli artisti. Qualche anno fa con Andrea Ragosa facemmo un concerto a Piazza del Plebiscito, si chiamava Amare le differenze. Tu ricordi bene? Sì. C'era Gigi Vilizzo, c'era tutto. Sì. Quando ho fatto il direttore artistico della Piedigrotta di qualche anno fa, io ho detto, noi accogliamo tutte le forme espressive senza discriminarle, poi le forme espressive faranno il loro percorso. Quando una volta Valentino Che mi ha chiesto, tu mi scriverai mai un pezzo? Ho detto sì, quando un giorno ci sarà un'ispirazione, e chissà, può essere e io c'ero, lo testimonio, chissà, può essere che ho scritto un De Profundis per voce e orchestra, si sa mai che lo canti Valentina. Quindi a quel punto voglio dire, allora ci tengo a dire un'altra cosa, la prevedibilità, l'imprevedibilità. Che noia fare andare a vedere cose di cui già conosci tutto. Quelle cose si fanno e si fanno con piacere, ma sono autocelebrative, si autodefiniscono e si fanno veramente per soldi. Allora, Enzo, io voglio farti parlare per ore, tra poco però lo sport, e vorrei rimettere il pezzo di Gigi insieme a te col cameo. Mi auguro di essere stato abbastanza vero e di aver raccontato una storia che è artistica, sei stato vero, umana, ci hai fatto vivere, tra l'altro ti sento veramente molto emotivamente coinvolto in questa storia, e ce l'hai fatta arrivare ai nostri cuori, perché noi crediamo ancora alla storia del cuore. Senti Enzo, il 10 sarà qui Gigi D'Alessio. Però a dirvi una cosa. Sì, dimmi. Non è una cosa che nasce solo dall'amicizia, c'è un elemento artistico con molte forze, c'è un brano con un sound che è un sound molto world, molto mediterraneo, c'è un ritmo che è il passo della morte, che è un ritmo antico dei Bottari, c'è il testo di Gigi
che è un testo autobiografico ma molto poetico. C'è l'intervento ugrico in questo dialetto di cui prima Andrea è stato abbastanza chiaro. Allora, onestamente, è un evento artistico. Enzo, può piacere o non piacere? Ascolta, il 10. Aspetta, Enzo, aspetta. Sono Gianni, perché il 3 non ci sei. fare quella cosa. Vabbè. Gigi venga e che non sia così in ospedale. Senti, Enzo, per smorzare. Mi chiamate, certo. Risponderò. Avitabile, aspetta un momento, giusto per smorzare i toni. Tu prima parlavi delle viva le differenze, le cose. Noi abbiamo fatto un gioco che spero ti faccia sorridere. Allora, senti che bella cosa ha fatto Mario Cervo, che è un ragazzo di 28 anni, fan tuo e di Gigi allo stesso modo. Ha preso la musica di Anna Re e ci ha messo sopra un testo tuo. Te la regaliamo, vai. Sole espresse, con mangia fatta assai lontana te. Volti strani ed ubriaconi, sole espresse, sole espresse, lagrimatti sante che, una nota per bandiera, 1000 luci per la sera, sole espresse. Ti è piaciuta, Vita? Mamma mia, grazie. Ti voglio bene, grazie di cuore. Ciao. Bravo, Cervo.